Negli ultimi anni si è registrato un evidente calo nei gol segnati su calcio piazzato. Tuttavia, i recenti gesti tecnici di Napoli e Como sembrano indicare un possibile cambio di rotta, dopo la deludente performance dell'ultima stagione. In ambito filosofico, il realismo cromatico sostiene che i colori siano qualità reali e oggettive degli oggetti, indipendenti da chi li osserva. In questa metafora, i colori sono rappresentati dalle magistrali esecuzioni su punizione di Kevin De Bruyne e Nico Paz, che hanno realizzato 2 splendidi gol contro Sassuolo e Lazio. Sono traiettorie vivide, brillanti, capaci di evocare emozioni nello spettatore, che resta incantato davanti a 2 punizioni perfette, come quelle messe a segno dal belga e dall'argentino in questo inizio di stagione. Un tocco di colore in un calcio che, dal punto di vista realizzativo, sembra sempre più spento. Il dato che evidenzia questa crisi riguarda i gol su punizione diretta nelle ultime 10 stagioni di Serie A. Il trend attuale pare invertire, seppur timidamente, la tendenza negativa degli anni passati. Guardando indietro, partendo dal 2015, notiamo alcuni numeri significativi. Nella stagione 2015-16 sono stati segnati 33 gol su punizione, con Miralem Pjanic protagonista con 4 reti. L'anno successivo ne arrivarono 31, poi addirittura 36 nel 2017-18, che rappresenta il picco del decennio. Da lì in poi, il crollo. Solo 20 reti nella stagione 2018-19, con molti marcatori diversi, segno che il colpo da fermo non era più dominio di pochi specialisti. Nel 2019-20 si segnarono 22 gol, con Kolarov in testa alla classifica marcatori di punizione con 3 gol. Il trend calante continuò. Nel 2020-21 solo 19 gol, con Milinkovic-Savic che brillò grazie a 4 realizzazioni. Nel 2021-22 furono 21 le reti segnate, con Biraghi e Pellegrini a quota 3, seguiti da Ibrahimovic e Verdi con 2 ciascuno. Arriva poi il secondo vero tracollo. Nel 2022-23 solo 17 gol, con ben 15 autori diversi. Nella stagione successiva, 2023-24, il totale scende a 16, e solo Dusan Vlahovic riesce a segnare 2 volte su punizione diretta. L'anno seguente la situazione peggiora ancora. Appena 14 gol, con i Colussi Caviglia unico a trovare 2 centri, curiosamente entrambi contro l'Udinese. L'attuale inizio di campionato, però, lascia ben sperare. De Bruyne e Nico Paz sono partiti col piede giusto e non sembrano intenzionati a fermarsi. Se le loro prossime reti arriveranno ancora da calcio piazzato, sarà il campo a deciderlo. Intanto, possiamo goderci queste 2 perle già alla prima giornata. Un evento raro, accaduto solo altre 2 volte negli ultimi 20 anni in Serie A. Con Fernando e Marcos Alonso nel 2015-16 poi, con Veloso e Kolarov nel 2019-20. È difficile comprendere fino in fondo le cause di questa tendenza negativa, ma è evidente che segnare su punizione richiede qualità balistiche sopra la media, doti individuali sempre più rare, ma essenziali per ridare colore a un calcio che appare sempre più grigio. Una possibile spiegazione di questo declino potrebbe essere il cambiamento nel modo di giocare delle squadre moderne. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.